Da Piazza Vittoria a San Tommaso, a stringere mani, scattare foto, incontrare i commercianti delle botteghe storiche del centro, stare fra la gente, farsi vedere. In una corsa a Cassugana in cui rischia di fare la differenza, Luca Zaia dà dimostrazione pratica di cos'è una campagna elettorale popolare. Con Mario Conte fa tappa nei negozi presenti in centro da sempre, certificati dalla Regione come realtà storiche. Quest'anno sono 160 anni di Vasconetto. 160 anni di Vasconetto, direi un applauso. Il negozio era aperto prima da un'altra famiglia con altre generazioni, quindi può averne anche 200. Questa è la più grande soddisfazione che si può avere, perché un amico come Sagia non si può dimenticare. In piazza la foto che non ti aspetti con la rivale del PD, Antonella Tocchetto. L'arrivo a San Tommaso per la presentazione del logo della lista Zaia Gentilini, nomi già noti e sorprese come il consigliere uscente ex Movimento 5 Stelle Alessandro Gnocchi, lista che potrebbe fare concorrenza alla stessa Lega. Qui non c'è nessuno che fa concorrenza a nessuno, le aspettative non ci devono essere, ci devono essere solo il rispetto dei cittadini. I cittadini poi sceglieranno, sono sempre refrattario come si può dire, a fare invasioni di campo. Me l'ha chiesto Mario è un amico, non potevo dir di no. Zaia si sofferma sulla sicurezza, l'impiego dei vigili, la gente che mi ferma dice mi chiede questo. È una città che ci chiede di rispedire a casa tutti gli immigrati che non c'entrano nulla con il rispetto delle leggi e con la normale integrazione, è una città che chiede di avere pugno di ferro, quindi utilizzare ad esempio le forze di polizia municipale per controllare il territorio, controllare i documenti, fare ordine pubblico e non star lì a correre dietro alla gente per multarli perché magari hanno la sportina messa male durante la spesa.